Ciao ragazzi, oggi sono in Val Alba e sto andando al bivacco Bianchi perché voglio andare a fare un po' di foto al tramonto e poi utilizzerò il bivacco per fermarmi lì a dormire per non dover scendere col buio. Spero che questo video vi piaccia e vi farò vedere qualche scorcio interessante durante il cammino. Ragazzi, lì c'è il bivacco e dopo noi dovremo andare lassù. Io voglio andare a riprendere il tramonto da lì e bisognerà salire in forcella che è dietro questi alberi e poi raggiungere la vetta, ma non dovremo metterci molto. E adesso andiamo a vedere il bivacco intanto. Mi riposo un po' e poi vado su. Il ragazzo che avete visto al bivacco è partito dalla Francia a piedi 5 mesi fa e sta girando un pochino per l'Europa e questa sera avrò la fortuna di condividere il bivacco con lui, quindi sono veramente contento di aver trovato qualcuno e soprattutto di aver trovato qualcuno che sta facendo un viaggio del genere perché deve essere di sicuro una persona interessante. Come tempistiche sono abbastanza in orario perché come potete vedere il sole è ancora abbastanza alto, dovrei metterci una quarantina di minuti credo per arrivare in cima. Ora sono le 6 precise, quindi dovrei avere più o meno un'oretta di tempo, diciamo, utile per arrivare su e poter preparare tutto con calma. Comunque la luce inizia già a essere bellissima, si sta veramente da Dio quassù. Poi con questo panorama incredibile non potrei volere niente di meglio, sono veramente felice. Controllo un attimo la cartina perché sono arrivato a un bivio che mi porterebbe alla forcella del Chavalse, però per salire in cima
alla vetta. Non so se bisogna andare a destra o a sinistra. Vediamo. Ok, non bisogna andare né a destra né a sinistra, perché a quanto pare bisogna tagliare su dritti così e poi si sta un po' in cresta, quindi niente, dritti per dritti e vediamo di riuscire a trovare un passaggio comodo. Ok, sono in cresta, la cima è proprio qui dietro, saranno 10 minuti, però in realtà sono arrivato un pochino tardi, la luce, come potete vedere, il sole è quasi già andato giù. Ho messo l'altra macchina a fare un timelapse qua e metto anche questa a fare un po' di timelapse e intanto faccio volare il drone, perché sennò ora che arrivo su il sole sarà già sceso. Ok, i timelapse li ho fatti, spero siano venuti decenti, anche se la 5100 sì, non è proprio una macchina adatta a fare dei timelapse con così poca luce. Inoltre, essendo arrivato un po' tardi, comunque non ho avuto tanto tempo per impostare bene le macchine, infatti uno dei due timelapse, quello della 7S, la mia macchina principale, ho sbagliato delle impostazioni perché nella fretta non ho controllato bene. Comunque dai, speriamo sia venuto qualcosa di interessante. Il drone l'ho fatto volare, come avete visto il sole era già andato dietro le montagne, quindi sì, non è che fossero proprio spettacolari le immagini, però qualcosina ce l'abbiamo, dai. Adesso voglio fermarmi ancora un po', perché vabbè, a parte che come vedete dietro c'è ancora luce, però voglio fare qualche foto alla Blue Hour, anche perché non fa freddissimo. Oggi è il 24 settembre e quindi dai, insomma, visto che possiamo, che il meteo ce lo permette, le temperature ce lo permettono, rimarrei ancora qua un pochino, intanto per godermi il panorama e un po' la solitudine. Ora faccio ancora un po' di foto, magari qualche ripresa, e dopo mi dirigo verso il bivacco. Come vedete ho la torcia frontale e ovviamente per scendere al buio. Quindi al bivacco cena con tortellini e salsa di funghi,
e basta, belli caldi, ci stanno un sacco adesso, dopo comunque prenderò un po' di freddo anche se non fa freddissimo e basta, dai. Ragazzi, questa mattina lo spettacolo è impagabile. Adesso metterò la macchina a fare un time lapse in quella direzione, aspettando che il sole sbuchi da dietro queste montagne e poi magari metto anche l'altra macchina a fare un time lapse. Il nostro amico francese è ripartito questa mattina presto, verso le 6 e credo sia andato in quella direzione. Ieri sera mi diceva che voleva andare di là a vedere l'alba. E niente, vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Lì c'è anche la luna, non so se la vedete, sì. Bene ragazzi, il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto e ho un sacco di idee per altri video. Inoltre sta anche arrivando l'autunno, quindi sicuramente troveremo dei posti stupendi da andare a riprendere. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!